Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura in manetto un 45enne che aveva annunciato di voler uccidere l'ex compagna. È accaduta a Scordia, dove i carabinieri sono riusciti a evitare la tragedia convincendo l'uomo a raggiungere la caserma. Durante la perquisizione è stata trovata la lama di un coltello nascosta nella cover del cellulare, disposti per lui domiciliari con braccialetto elettronico. Condannato a 3 anni di carcere un 45enne accusato di maltrattamenti e minacce nei confronti dell'ex convivente. Secondo quanto emerso nel processo, la donna avrebbe vissuto anni di violenze, intimidazioni e vessazioni prima di trovare il coraggio di denunciare, disposto anche il divieto di avvicinamento alla vittima e ai suoi familiari. Arrestato un 40enne a Modica dopo essere evaso dai domiciliari e aver minacciato di far esplodere una bombola di gas. Alla vista dei carabinieri avrebbe tentato la fuga e una volta raggiunto avrebbe aperto la valvola provocando una fuoriuscita di gas. I militari sono riusciti a bloccarlo e mettere in sicurezza l'area. Recuperati 1,4 kg di gioielli rubati durante una violenta rapina ai danni di un commerciante di Gela. La polizia ha ritrovato gran parte dell'area furtiva dal valore stimato di circa 200.000 euro e denunciato una terza presunta complice che avrebbe partecipato alla pianificazione del colpo. È in chiusura assolti dopo 9 anni 4 medici del Policlinico di Palermo accusati di omicidio colposo per la morte di un'anziana paziente. Il processo si è concluso con la formula "il fatto non sussiste". L'inchiesta era partita dopo l'esposto dei familiari della donna deceduta nel 2017 durante il ricovero. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30, buona giornata.